La forgia è fatto un plan fatto da terra coito, praticamente cosa refrattaria, in un ventolo che soffla l'aria è fatto girare da un manuglio, un ingranaggio dentro che fa un moltiplico e la soffla l'aria da sotto alla forgia, per fare in maniera che l'aria arriva da sotto e la tiene sempre a vivo il carbone. Il carbone è un carbone pero, a vivo durante una vivo la forgia di bocca, di ramiglia e cose parelli. E poi gli butta su il carbone pero che è un carbone duro, con la migliore cosa fatta pietra lavica e una cosa del genere. Ma che carbone pero i kit soliti gli buttavo sempre il carbone di bocca, che facevano in ovea, un carboniere, che era orante qui. La serviva per fare in maniera da tenere vivo il fiocco, da tenere il carbone per vivo, perché sennò il da soletta la tendenza si massa. Allora, un piglio di ferro che non vuoi usare, o poi uno sappo e uno sampo, uno butta dentro un blasimo dentro il carbone e poi un tacco fa virare la manuglia della ventola per tenere vivo il fiocco. Quando tu invecca lo ferro che non vuoi battere a una temperatura giusta, solo lo ferro che ha la temperatura giusta quando ha il mesmo colore del brasier, più o meno il colore che lei qui. Difatti se tu provi a tirarlo fuori, tu vedi che quando tu lo tiri fuori, a parte tira fuori la brasa o lo carbone vivo, praticamente, ha il mesmo colore. Tu lo tiri fuori, tu lo pigli, tu prepari un seggialino, dove tu gli butti dentro d'aigo e una strass, tu lo bagni per poter appoggiare a mano la sampo, lo tocca che tu vuoi forgiare, per parte bruciare, tu pigli la strass e tu lo butti nell'enclume, tu prepari da tutti i martelli, dipende dal piccino al più grosso che serve per battere roba più grossa o piccino, a seconda se tu vuole fare. Poi tu tacchi a battere su del ferro che tira fuori fin tanto che è bianco, che è ciao, e tu pensi già alla forma che tu gli vuoi donare e che se tu lo vuoi lunghi, se tu lo vuoi allargare, se tu non vuoi fare la via, tu devi giocare in la testa, tu devi giocare sul peso che tu vuoi fare. Lo ferro nel giro di poca minuta, anzi mezza minuta, cambia subito il colore, la tendenza a venire roux e poi a venire, quando a giornata è già troppo fredda, tu puoi proprio lavorarlo, tu torni e tu lo butti dentro la forgia. Le pratiche che per fare, quando vive la forgia, è diversa la cosa da fare. Magari tu hai uno sappo, tu hai un artigiano, tu hai un puntarolo, allora tu butti tutta la cosa qui dentro il brasier, in maniera che da mentre ti attende che uno viene bianco, tu puoi già lavorare in un che era già bianco. Per almeno tu ti sprechi un carbone e ti perdi pas tempo di attendere che un ferro viene bianco. Poi, da mentre che quando tu gli sei arrivato a allungare la sampo, che tu vedi che la kit play, tu devi pensare a donargli la forma giusta e a chiusarlo in maniera che abbia un simo che sia giusto in base alla forza che devi fare la sampo, se tu sai come fai una sampo, non cercare di chiusarlo perché sia troppo primo, perché sia troppo peso e donargli anche la forma giusta in tal senso che non sempre da che chi piccolo che avesse una cotta un po' più larga, diciamo. Poi quando tu gli sei arrivato, tu sei praticamente alla fine, che tu l'hai chiuso, che tu usi proprio il martello grosso perché sennò farebbe danno, anche che sei qui tu pigli un martello piccolo e tu li fai alla cima proprio a guio. Poi tu torni e butti in un brasier. Al mesmo tempo tu prepari già una cosa, un seggialino o qualcosa che tu gli butti dentro poco aigo e che senza la doria servite per poi poter temprare il sampo che ti avevi chiuso. Allora tu torni e fai venire la sampo che si è blancio, poi tu la tiri fuori,
tu vedi che tu vedi quando tu vedi la cima della sampo che tacco vani rosso per nero, durante che è tutto nero tu la bagni in l'acqua freddo e tu la ciave immediatamente, proprio in una questione di seconda, e poi tu la vai a posare la cima che bagni un centime e mezzo dentro l'acqua che devi preparare prima, e poi tu la lasci qui finché è freddo, tu la, anche un giorno, magari la lita per un giorno non fai, comunque almeno 2 o 3 ore, e che anche la servo per donargli la temperatura. La temperatura sarebbe praticamente l'animo, tutto ciò che fai finire, perché le poi serve per donargli la forza, per fare la sampo si consuma, per fare che si rompe e che abbia la forza comunque di poter lavorare nella per anche post duro, diciamo, no? Quando hai finito hai fatto un lavoro, tu l'hai temperato, tu li puoi fare, tu li butti le mani e poi tu puoi attaccare usare la sampo. Per buttare le mani, di solito tu ghiesi per fare le mani schiave quando tu lavori, tu prepari già sempre la metà che tu sei in cammino a forgiare, tu sbatti un tocco di ferro e tu fai cugni. I cugni servono proprio per piantare in tal mani in maniera da tenere le mani sempre sotto pressione per fare che le mani schiave quando tu sei in cammino a lavorare.